Buongiorno e benvenuti, ultimi giorni di campagna elettorale e quindi noi vi proponiamo gli ultimi rappresentanti di lista che ancora non sono stati ospiti alla nostra trasmissione. Qui con me stamattina ho il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC. Buongiorno e bentornato. A voi, grazie. Iniziamo subito, lista dell'UDC a sostegno all'interno della coalizione di centrodestra, Alberto Stefani, candidato presidente. Qual è l'apporto della vostra lista? Fatto salvo che il primo punto del programma di Stefani, Veneto Comunità, è il sociale e credo, insomma, anche visti i suoi trascorsi da assessore regionale alle politiche sociali, l'accento è anche separare la sanità dal sociale. È questo il vostro contributo specifico, la vostra richiesta specifica? Ma il nostro contributo è sicuramente essenziale rispetto alla vita di ognuno di noi all'interno del Veneto e dell'Italia, ma nel caso specifico del Veneto il contributo è proprio questo, al centro la persona. Al centro la persona significa mettere al centro le politiche sulla salute e sul percorso di vita, e quindi sociale, sociosanitario, sanità nel suo complesso, e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali ed è stato inserito, assieme anche ad molte altre cose, come una delle priorità, se non la priorità della coalizione e quindi del suo presidente Alberto Stefani. E credo che questo sia un aspetto fondamentale e importante per una società che è cambiata, per una regione che deve guardare nel prossimo futuro a una riprogrammazione, vorrei dire, di tutte le politiche all'interno della nostra regione. È cambiata la società, cambiando la società cambiano le esigenze, vorrei dire, i nostri giovani non fanno famiglia, non fanno i figli, quindi dobbiamo fare delle politiche in aiuto ai nostri ragazzi di mettersi insieme e cominciare a fare dei figli. La denatalità è altissima, non ci sono più nati, e quindi dobbiamo sostenerli, quindi con servizi all'infanzia, contribuzioni eccetera. E dall'altra parte per far famiglia serve una casetta, piccola casetta, non in Canada come diceva la canzone, ma voglio dire qui, anche lì le politiche abitative forse non erano più interessanti negli ultimi anni, oggi diventano fondamentali. Ma è possibile un affitto a 10 euro al giorno, quello di cui si parla? Ma io non lo so se sia possibile o non possibile. No, sarebbe bello. No, è una cosa positiva. Io credo che dobbiamo mettere insieme un programma specifico per riuscire a raggiungere l'obiettivo, che, come vi stavo dicendo, la casa è fondamentale. Dopo la casa c'è il lavoro, cioè tutte le cose vengono. Il lavoro significa impresa, artigianato, industria, commercio, agricoltura, che è il primario, cioè anche qui le esigenze sono diverse perché sono cambiate le modalità all'interno delle richieste delle aziende stesse, vogliono avere una prospettiva, c'è contesti di innovazione, intelligenza artificiale, nuovi mezzi, un ambiente che chiede contesti diversi, tempi di vita e tempi di lavoro. Anche stipendi qui, adeguati? La conseguenza di avere degli stipendi tali che permettono di poter vivere e rifare quello che è sparito negli ultimi anni, che è la classe media. Questo è un fattore importante e fondamentale, che non riguarda il Veneto chiaramente, ma riguarda il contesto sicuramente nazionale. Ma poi arriviamo a un altro aspetto che è interessante, che i nostri giovani studiano e se la scappano all'estero. Qui dobbiamo mantenerli, farli rimanere qui. Anche qui ecco che si ritorna al lavoro, allo stipendio e tutto quello che ne consegue. E poi è cambiata la società anche rispetto al percorso chiaramente della vita, no? Una volta uno lavorava a 60 anni, a 65 anni purtroppo molti di noi ci lasciavano. Oggi uno a 65 anni, un ragazzino, 70-75 comincia a diventare in età matura, 80-85 comincia già in età importante. Ormai abbiamo migliaia di ultra centenari in Italia e centinaia in Veneto, quindi sono cambiate le esigenze di quella fascia di popolazione e noi dobbiamo tenerne conto. Ecco che, ritornando al punto di partenza della priorità, calcolando che è un percorso Ma si può fare con le risorse a disposizione? Si può fare mettendo delle priorità, e sulle priorità si deve riprogrammare. Quello che c'è oggi è un qualcosa che abbiamo fatto 20 anni fa.
20, 15, 10, 25, oggi è cambiata, quindi su questa riprogrammazione dobbiamo capire come rimetterla a terra e guardare il futuro. Io credo che Alberto Stefani, che sarà il candidato, che sarà non solo candidato, che sarà il presidente della Regione Veneto. Aspettiamo l'esito delle urne. urne. Mi permetto di dirlo prima con tutti gli scongiuri del caso, che questa maggioranza di centrodestra governerà chiaramente il prossimo futuro del Veneto, avranno un grande compito, bellissimo, straordinario, meraviglioso, quello di riprogrammare il Veneto del futuro. Compito però delicatissimo, importantissimo e per molti aspetti difficile, che devono fare così. Forse negli ultimi anni ci siamo, vorrei dire, un po' abbiamo vissuto su quello che avevano fatto qualche anno prima. Oggi si deve rifare perché è cambiata la società, le esigenze sono cambiate, le richieste altrettanto, da tutti i settori. Noi partiamo dal settore salute, sociale, sociosanitario territoriale, che sono tutta la parte di prevenzione fondamentale, i medici di medicina generale, i nostri dottori, tanto per dire, banalizzando, tutti i contesti di assistenza domiciliari, i distretti. Però manca personale, anche le risorse, risorse e personale tale che attraendolo? Bisogna cominciare a fare, attraendolo, mantenendolo, anche qui capendo quali sono le modalità anche economiche e non solo, perché se uno ci crede e pensa che questo sia un qualcosa che deve fare per il servizio, eccetera, dà molto di più. E poi non dimentichiamoci il grande mondo a cui apparteniamo un po' tutti, in Veneto in particolare, che è quello del volontariato, del sì, no però profit. non si può esclusivamente affidare al volontariato la risoluzione di molti problemi, perché anche l'assistenza e le figure del caregiver, perché il sistema delle badanti funziona fino a un certo punto. Quindi fatto 20 anni fa. Bisogna riorganizzarlo, voglio dire, perché se no si toglie la vita ai giovani, a chi assiste, e non è giusto. Quando si parla di riorganizzazione e rivedere i sistemi di vita, perché è cambiata, quando si parlava prima, dopo oggi i ragazzini ne hanno 80, 90, 100, è un'esigenza diversa per una programmazione diversa, ma anche per le abitazioni diverse, che non sono più quelli una volta che si facevano le grandi case. Oggi non è più così, né da una parte, nel lato giovani, né nel lato delle persone cosiddette. Quindi creare anziane. aggregazioni, bisogna ricreare ripensare. aggregazioni, il social housing e tutto quello al nord Europa ci sono già molti. Basta anche copiare le cose fatte bene e metterle a terra su un sistema diverso, che è quello veneto, voglio dire, nel caso specifico. Anche qui bisogna ripensare, rimodellare anche all'interno della sanità ospedaliera, capire le schede che sono tutte congelate oggi, che devono invece avere delle possibilità di mobilità secondo le esigenze. E credo che sia proprio un cambio di paradigma, proprio un cambio proprio mentale rispetto a come si deve andare a spendere, con che priorità le inseriamo e con che modalità vanno messe giù. Entrando proprio nel merito politico, no? Bellissime queste prospettive, però siamo all'interno di una coalizione dove, per quanto si voglia presentare compatta, le frizioni sono inevitabili. Parliamo anche di voi, l'UDC, con noi moderati, rappresentate un po' il centro, quel centro di tradizione, e Forza Italia anche. Poi ci sono queste due forze in Veneto, Lega e Fratelli d'Italia, che un po' se la contendono, perché il risultato tra i due farà un po' la differenza in Consiglio regionale. Voi come vi inserite? Noi siamo quella forza, l'UDC, l'Unione di Centro, sarà quella forza che darà l'equilibrio a questa coalizione. E quindi già questo è un primo risultato, non di poco conto. Seconda cosa, è chiaro che qui c'è in atto un percorso che guarda il futuro. Oggi la Lega, con il candidato presidente, vuole mantenere non solo la leadership del suo presidente, che ci sarà, ma anche avere una maggioranza per il Nord è ancora con noi. Una continuità, la famosa continuità. E ci sta. Fratelli d'Italia dice, benissimo, il presidente è vostro per tutta una serie di considerazioni, però andiamo all'incasso dei voti, perché noi ne prenderemo di più. E quindi è questa una bella scommessa. Ma in questa scommessa
noi saremo l'equilibrio di questa scommessa fra loro due. Stefani sarà un presidente indipendente? Ma secondo me Alberto Stefani è sicuramente una persona giovane, capace, competente, che studia, ascolta, e già questo partiamo con un presupposto molto positivo. E io credo che abbia la forza e la capacità per poterlo essere. E le forze alleate lo lasceranno agire con una certa Lei ha mai visto un presidente, indipendenza? lei ha mai visto una regione andare a casa se non perché purtroppo il presidente manca per problemi di altro genere? Io non l'ho mai vista e credo che questa sia la risposta. Come avete selezionato i vostri candidati? Ma noi li abbiamo selezionati all'interno di quella che è la società, vorrei dire, da molti amministratori, sindaci, amministratori delle nostre comunità, quindi che hanno a conoscenza proprio reale del territorio, altri che vengono dai mondi del volontariato, delle attività produttive, quindi del artigianato, commercianti, agricoltori, eccetera, altri che vengono dal mondo della scuola, altri che vengono dal mondo delle forze dell'ordine. Cioè, diciamo che abbiamo fatto un mix di persone proprio per cercare di rappresentare un po' tutte le sensibilità del nostro territorio. Non abbiamo cercato il personaggione, no? Nel senso buono del termine, abbiamo cercato delle persone che sono a conoscenza del territorio e che possono essere in mezzo tra la gente. Vedi, io faccio normalmente su tutte le assemblee che faccio, lo dico sorridendo, però è un problema grave, chiedo a tutti, che siano 100, 500, 1000 o 10 persone, la stessa domanda. Noi 5 anni e mezzo fa, ad esempio, portiamo il paragone, nella provincia di Padova, ma potrebbe essere di Vicenza, di Verona, non cambia, abbiamo eletto 9 consiglieri regionali. 5 anni e mezzo fa, perché c'è stato il Covid, eccetera. Quindi 9 consiglieri regionali, conosciamo tutti. Non è possibile non conoscerli, e io vinco normalmente la scommessa perché purtroppo nessuno mi sa dire i 9 consiglieri. Ma questo è in provincia di Padova o si ripete nelle varie Padova, province? Vicenza, Verona, Treviso, Venezia, al di là di Rovigo che sono 2, voglio dire no. Vabbè, perché c'era forse una personalità... E perché questo? No, perché questo? Perché io la penso, è vero c'era una personalità forte, carismatica, insomma, forte, leadership. però significa che non sono stati in mezzo tra la gente, perché se ci fossero stati al di là degli altri sarebbero stati più conosciuti. Noi vorremmo su questo ritornare alla politica in mezzo tra la gente, alla politica dell'ascolto, di esserci, di portare avanti le esigenze. Tutti i candidati eccetera. mi pare che lo stiano facendo trasversalmente in questa campagna elettorale. Posso dire, è diffidate da chi si vede solo nell'ultimo mese o 2 mesi, ma fate il calcolo dei 5 anni da chi c'è e non c'è e fate la differenza. Temete un'ultima cosa, l'astensionismo? Questo è uno dei grandi veri problemi, corriamo il rischio che il 50% delle persone non vanno più a votare, quindi il grande appello, venite a votare, il voto è democrazia e libertà ed è la cosa più importante che tutti noi abbiamo. E c'è ancora un domani? Sicuramente sì. Ringrazio il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC, ringrazio voi, torniamo domani mattina, altri ospiti e continueremo a sondare questi ultimi giorni di campagna elettorale per il prossimo governo del Veneto. Grazie, arrivederci.